Sentiamo Valentina e i telespettatori e poi dopo la regia manderà in onda l'intervista a Francesco Caccavalli, il direttore del Teatro Augusteo di Napoli. Sì, Pasquale ci scrive: ciao Gino, sono tuo fratello, da poco sono venuto a Napoli da Udine e non ti ho potuto contattare. Domenica sono di nuovo a Udine e fa che il Napoli vinca, altrimenti lunedì al lavoro sarò oggetto di sfottò. Una domanda per Lucariello, vero competente di calcio: non credi che il Napoli per la sua attuale forza sia classificato al posto giusto? E ancora Gerardo chiede a Filippo: ti piacerebbe diventare un grande attore o un grande calciatore? E ancora Lina scrive: viva il teatro e gli attori bravi come i vostri ospiti. E infine Alberto da Fuorigrotta: voglio mandare un grande saluto a Gennaro che seguo in TV e ha avuto l'opportunità di applaudire a te. Un complimento a Marsiglia per gli intramontabili successi e complimenti a Liguori che ci delizia ogni stagione ed è l'unico ad occuparsi realmente dei giovani. Sentiamo un attimo Valentina, così vediamo anche i telespettatori che cosa ne pensano. Ciro Cangiano manda un saluto a due grandi interpreti del palcoscenico italiano, Marsiglia e Silvestro, passato e futuro dello spettacolo napoletano. Rosario invece un grande saluto al mitico maggiordomo del pranzo e servito Vittorio Marsiglia. E ancora Michele chiede a Lucariello se domani gioca Navarro in porta e poi perché Reia gioca sempre con il 3-5-2 e non prova con il 4-4-2. E ancora Alex da Pompei domanda a Lucariello: secondo lei il mercato di riparazione del Napoli è stato limitato per tenere il bilancio a posto oppure è vero che non abbiamo bisogno di ulteriori rinforzi, così come la società ha sempre dichiarato? Milli fa i complimenti a Filippo per la scelta di studiare teatro e scrive che nonostante Ravenna, Napoli è la città più adatta per imparare a conoscere il teatro. E infine Giulia scrive: sono fiera di lavorare in teatro, lo adoro e viva il Napoli. Volevo sentire perché il nostro sito di internet www.ifattidinapoli.it non ci crederete, ma è visto anche negli Stati Uniti, in Scozia, addirittura a Dublino, e in questo momento ci è arrivata un'email da Cambridge. Sì, Luca da Cambridge che ci scrive: sono del Vomero ma emigrante in un ristorante italiano, ho 24 anni e vivo qui da 4 e vi seguo dal satellitare, un saluto dai napoletani all'estero, forza Napoli e la 10 al poso. E poi ancora Angelo del Giudice ci scrive: la colpa è del sistema politico, comune e provincia, gli assessori in carica di cultura non la conoscono e sono comandati dall'alto. Antonio, tu e Lucariello siete grandi. E ancora Franco domanda a Lucariello: con la squalifica di Mannini il Brescia dovrebbe dare una ricompensa al Napoli? E ancora Valeria Santanello: grande Lucariello, sei un giornalista che dice sempre la verità. E auguri speciali al bellissimo Filippo, porterà fortuna anche alla trasmissione. Mariano Bersani scrive: non esiste proprio, il numero 10 è solo del Pibe, Lavezzi è un ottimo giocatore ma c'è solo un numero 10, quello del Re Diego. Infine Filippo: mi chiamo Consiglia, quanti anni hai? Sei bello, voglio conoscerti. Ecco, se Valentina finisce di scrivere, fra poco noi sorteggeremo, anzi Vittorio Marsiglia sorteggerà. Sì, posso leggere gli ultimi Sì, messaggi? voglio dire che sorteggeremo la maglietta che può essere di Lavezzi, può essere di Hamsik, può essere di Jesus Datolo, può essere di chiunque voi vorrete personalizzarla. Sorteggeremo la maglietta che, ripeto, è messa a disposizione da Diadora, il negozio di Fuorigrotta di fronte ai distinti in via Marino. Valentina, a te. Sì, allora Tommy da Mergellina ci scrive: via Reia perché non frusta i calciatori, via Cannavaro perché la rovina della difesa del Napoli tornasse al Parma. E poi Max dal Vomero: Lucariello, che ne pensi della squalifica di Mannini? E ancora Angelo del Giudice dice a Patrone: sì, sono quello che stavi dicendo, lo puoi dire. C'è qualcun altro che ti ha scritto? È arrivato un ultimo messaggio, soltanto che non so se può concorrere adesso al sorteggio. E comunque dice: al simpatico uno di noi, ci dai il risultato della partita così giochiamo la bolletta, Gerardo e Pasquale. Vabbè, Gerardo e Pasquale li mettiamo la prossima settimana.